Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Ennesima fila qua sulla strada statale Romea. Siamo sul ponte che congiunge Taglio di Po con Portoviro, il ponte sul Po di Venezia e naturalmente ci sono lavori. Vediamo a sinistra quanta fila c'è, diciamo quelli provenienti da Venezia a Ravenna. E subito avanti un paio di chilometri c'è un altro grossissimo cantiere. E che dire? E la polemica potrebbe essere, ma perché fanno solo i lavori di giorno? Potrebbero farli di sera, punto di domanda. Oppure, perché purtroppo ogni anno, e chi abita in queste zone sa che è quasi una regola, per luglio e agosto ci sono i cantieri aperti e che creano sicuramente disagio. A queste risposte non so onestamente dare una giusta risposta, appunto. Però secondo me perlomeno fare i lavori di notte potrebbe essere cosa buona e giusta. Però mi segnalano un fatto, che fare i lavori di notte, che vuol dire dalle 22 alle 6 di mattina, tra indennità fissa notturna, indennità orario notturno superiore, indennità giornaliera più altre competenze, e il risultato finale è che fare i lavori notturni viene a costare molto ma molto di più che fare i lavori giornalieri, e magari questo qua potevamo anche capirlo. C'è da dire che comunque il disagio che comportano questi lavori in questo periodo dell'anno, in una strada unica come la strada statale Romea, che è l'unica arteria che congiunge velocemente Ravenna con Venezia, e forse anche spendere qualcosa in più non sarebbe male. Da Leandro Maggi, utente un po' arrabbiato di questa strada statale Romea, dove non si può raggiungere più di 70 km all'ora, dove oltretutto ci sono centinaia, e dico centinaia, di autovelox. È tutto. Buona giornata.